Ciao ragazzi, allora, cosa vedere a Canazei? Numero 1, l'Hotel Dolomiti di Canazei. Direttamente dalla dimora di Francesco Giuseppe siamo a Canazei, dimora anche di Mike Buongiorno, soggiornato, e ora ragazzi, ma che ve devo dire a fa? Anche la mia, solo che ci hanno dato una dépendance molto lontana comunque da qua. Comunque sì, ragazzi, iniziamo la giornata. Per intenderci, Francesco Giuseppe è il marito di Sissi, nonché fratello di Massimiliano I, il maniaco degli ananas. Guardate il mio video su Miramare e capirete cosa intendo. Ok? Adesso vi farò vedere una camera decisamente interessante e subito dopo la mia. Ragazzi, questa è la cortesia che mi hanno fatto quelli dell'albergo. Una stanza vera. Non come la mia. Adesso ve la faccio vedere da vicino. Il bagno. E beh, ci sta. Figo, grazie. Numero 2, chiesa di San Floriano del XVI secolo. Numero 3, la casa Floriana. Da notare il nano. Ragazzi, ma dove vi ho portato? Numero 4, l'orologio della piazza di Canazei. La piazza è veramente molto piccolina, ma l'orologio ha il suo perché alle 11 del mattino e alle 5 del pomeriggio. Mi raccomando, attenzione a questi orari. E adesso vi metto una versione corta, tagliata. Alla fine di questo video vi metterò la versione estesa, quindi avete proprio tutta l'animazione. Direttamente dal centro di Canazei, in attesa delle 17. Numero 5, le passeggiate ragazzi, ma sa lui a dirvelo? No. Con la funicolare alle spalle siamo arrivati ad Alba Ciampanc, un'ora a piedi dal centro di Canazei. Alba Ciampanc. E niente eroismi, adesso torniamo verso l'albergo.
Sono alla ricerca di scorci di Canazei. Sì, così. Non mi dispiace. E da Canazei